Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. Alle 2 del mattino di 60 anni fa cade l'ultimo strato di roccia che separa le due parti del traforo del Monte Bianco. Gli operai e i tecnici italiani e quelli francesi, che hanno lavorato per 5 anni sui due lati, il 14 successivo si incontrano e festeggiano il completamento degli scavi. Il tunnel autostradale collega Courmayeur in Val d'Aosta e Chamonix nel dipartimento francese dell'Alta Savoia. Passando sotto la verticale della Aiguille du Midi, la guglia più alta del massiccio del Monte Bianco, che supera i 3.800 metri, il traforo ha una copertura granitica massima di 2.480 metri, misura che rappresenta il record per le gallerie autostradali. È lungo 11,6 km, dei quali 7,6 in territorio francese e 4 in quello italiano. I lavori di sistemazione sono durati 3 anni dopo il completamento e il traforo è stato aperto al traffico il 16 luglio 1965 dai presidenti della Repubblica italiano e francese, Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle. Il 24 marzo 1999 l'incendio di un autoarticolato belga proveniente dalla Francia in piena galleria determinò la chiusura per 3 anni del tunnel per riparazioni e ristrutturazioni e la morte di 39 persone. Tra di esse Pierlucio Tinazzi, conosciuto con il nomignolo di Spadino, un motociclista di 37 anni addetto alla sicurezza che tentò di soccorrere le vittime dell'incidente entrando con la sua moto di servizio nel traforo e rimanendo intrappolato a causa delle fiamme e dell'enorme calore in un rifugio dove aveva portato un ferito. Il 24 marzo di ogni anno, nella ricorrenza dell'incidente, migliaia di motociclisti italiani e francesi si riuniscono all'ingresso del tunnel per ricordare Spadino, al quale nel 2000 il presidente Carlo Azeglio Ciampi ha conferito la medaglia d'oro al valor civile alla memoria.